Arrestati con l'accusa di estorsione e rapina 3 portabagagli abusivi che si appropriavano anche con violenza delle valigie dei turisti, facendosi poi pagare per restituirle. Deve rispondere di detenzione di materiale pedopornografico un operatore ecologico 50enne di Mestre, trovato con centinaia di foto e filmati, protagonisti anche bambini in età prescolare. Avrebbe riconosciuto la malattia chiedendo aiuto. In vigore le zone rosse a Jesolo, Venezia, Chioggia e Sottomarina. 200 uomini e donne delle forze dell'ordine dispiegate a Jesolo, 15 nuovi carabinieri. Presidio di libera CGIL davanti a Palazzo Papadopoli a Venezia, al centro delle inchieste che riguardano la città per dire no alla corruzione. Dall'Università della Florida a Venezia per ripulire le calli con l'associazione Masegni e Nissuetti, cancellati tutti gli imbrattamenti in Calle della Bissa. Presentata a Milano la nuova presidente del Venezia Calcio Francesca Bodi, che parla per la prima volta e non nasconde ambizioni e grandi progetti per il club arancio-nero-verde. Edizione di Venezia, buonasera e bentrovati. La cronaca in apertura con la zona della stazione ferroviaria al centro di un'operazione di 3 arresti. Sono 3 portabagagli abusivi dell'Est Europa che si appropriavano anche in modo violento delle valigie dei turisti e poi si facevano pagare per restituirle. Si muovevano nell'area attorno alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, prevalentemente nei pressi del ponte di Calatrava. Le modalità erano sempre le stesse. Fermavano i turisti come fossero dei portabagagli, si appropriavano delle loro valigie senza troppi complimenti e per restituirle pretendevano denaro con un'insistenza che arrivava all'intimidazione se non alla violenza. La polizia ha arrestato 3 uomini tra i 25 e i 50 anni, originari dell'Est Europa e con precedenti di polizia, tutti accusati a vario titolo dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina. Gli episodi di violenza, di prepotenza nei confronti dei turisti da parte di alcuni di questi portieri abusivi si stavano ripetendo e quindi li abbiamo, come dire, insomma, seguiti bene, abbiamo articolato dei servizi di osservazione, abbiamo costruito le responsabilità e il risultato è arrivato. Ci sono stati episodi di violenza, ci hanno messo le mani addosso anche alle persone durante le rapine? Sì, non ci sono state lesioni vere e proprie, ma sì, l'aggressività è stata forte in qualche circostanza. Le investigazioni hanno documentato tra febbraio e marzo un'estorsione a 2 turisti israeliani, una rapina ad una giapponese, una tentata estorsione ed una rapina ad altri 2 giapponesi. Noi non siamo riusciti a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione, ma dei collegamenti tra i soggetti sicuramente ci sono. Vivevano appunto in alloggi di fortuna, diciamo così. In alloggi di fortuna, sì. È venuto in flagranza l'arresto, poi sono stati fermati durante un... No, non l'abbiamo presi dove vivevano. C'è anche un quarto indagato, gravemente indiziato assieme a uno dei 3 arrestati, di una rapina commessa a bordo di un treno, sempre alla stazione di Venezia, il 24 gennaio. C'è una modalità particolare con cui venivano scelte le vittime, magari quelli più anziani, diciamo soggetti più deboli? Sicuramente queste persone sono, come anche i truffatori, sono bravi ad individuare le vulnerabilità, perché una persona anziana, anche una persona che si muove magari con dei ragazzi, con dei minori, certamente è più esposta e quindi magari cede più agevolmente. Accanto a quello dei borseggiatori, che rimane comunque il più diffuso, quello dei falsi portabagagli non è un fenomeno nuovo nell'area attorno alla stazione di Venezia. Desidero ringraziare la Procura della Repubblica e la Polizia di Stato per questo importante intervento. Estirpare la piaga dalle nostre città dei portabagagli abusivi e violenti è sicuramente una priorità per l'Italia e anche per Venezia. Assicuro in tal senso l'impegno del Comune di Venezia per rafforzare ancora di più la collaborazione del Comune e della Polizia locale con la Procura e la Polizia di Stato. Deve rispondere di detenzione di materiale pedopornografico un operatore ecologico di 50 anni residente a Mestre, trovato con centinaia di foto e filmati che avevano come protagonisti anche bambini in età prescolare. Una raccolta dell'orrore che gli inquirenti hanno scoperto nascosta in 2 archivi digitali dopo l'alert lanciato da una ONG specializzata nella ricerca online di file illeciti che ha portato proprio alla casa del netturbino. L'uomo era già stato coinvolto in una vicenda simile 50 anni fa. Davanti al GIP avrebbe riconosciuto la sua malattia chiedendo aiuto, tanto che il giudice ha disposto per lui la firma in commissariato 4 volte alla settimana e così potrà riprendere a lavorare a patto di seguire una terapia ad hoc. In vigore da oggi le zone rosse a Venezia, Chioggia, Sottomarina e Jesolo, dove arrivano in servizio più di 200 uomini e donne delle forze dell'ordine, anche 15 nuovi carabinieri, sono attesi anche rinforzi per polizia e vigili.
Riteniamo di avere necessità di avere strumenti per le forze dell'ordine di allontanare quei soggetti che vengono a Jesolo per creare confusione o per disturbare gli altri. Ecco, questo è proprio il tipo di turista, di ospite che Jesolo non vogliamo, per questo la zona rossa secondo me è uno strumento per rafforzare questo messaggio e da adesso fino al 23 di agosto abbiamo inteso estendere anche le zone di Piazza Milano e Piazza Torino. Da Piazza Casabianca a Piazza Marina fino all'Arenile e la strada retrostante, la zona della stazione per un raggio di 500 metri, Piazza Milano e Piazza Torino. Per la stagione balneare 2026 a Jesolo si ampliano le zone rosse, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine interdetti alle persone già schedate. Zone rosse che entrano in vigore in queste ore e che rimarranno attive fino al 23 agosto. Ciò non significa che tutta la città non sia assolutamente controllata. Avremo a regime con tutti i rinforzi estivi oltre 200 unità fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, guardia costiera, quindi tutta la città sarà presidiata. Nei giorni scorsi sono arrivati 15 carabinieri a cui dà ospitalità la città di Jesolo, quindi paga il pernottamento. Arriveranno delle forze di polizia nelle prossime settimane, la polizia locale lo stesso ha assunto 10 stagionali e anche la guardia di finanza poi durante l'estate avrà degli ulteriori rinforzi. Nel 2025 avevano avuto ottimi risultati con nessun episodio violento registrato e che vede con l'entrata in vigore delle zone rosse nel weekend di questo 2026 un deterrente per scongiurare risse, rapine, liti e schiamazzi. Episodi che nelle ultime settimane hanno visto Jesolo al centro delle cronache dopo la rissa scoppiata in piazza Brescia, quella in via Herrera nel quartiere residenziale vicino allo stadio Picchi e gli scontri in piazza Mazzini e piazza Marconi. Zone rosse che scattano anche a Venezia, Chioggia e Sottomarina. Bene così, maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio, così daremo una risposta ovviamente più veloce, più incisiva anche ai cittadini che chiedono e pretendono maggior sicurezza e anche a tutte le attività commerciali del centro di Sottomarina. Questo è il sindaco di Chioggia, ma proprio a Jesolo abbiamo chiesto a negozianti e cittadini e turisti che cosa ne pensano di queste zone rosse. Se c'è confusione o c'è qualcosa che non va, dobbiamo chiudere il negozio e andare a casa. È l'unica difesa che abbiamo in questo momento. È già successo? Certo, 2 o 3 volte ormai. L'anno scorso si è ripetuto 4 o 5 volte che abbiamo chiuso il negozio prima del tempo, specialmente di sabato sera perché c'era troppa confusione. Diciamo così. Zone rosse al via ai gestori dei locali del centro, come il titolare della sala giochi di piazza Marconi, plaudono all'avvio per la stagione estiva, sperando così in una maggiore presenza delle forze dell'ordine che fungano da deterrente per chi usa le piazze come teatro di episodi di violenza. Tra gli esolani e non, il sentimento è quello di un'accoglienza positiva al provvedimento. Io sono abbastanza tranquillo, vedo che la sicurezza c'è. E le persone si comportano tutte bene, quindi direi che va bene. Dipende un po' dai posti, dalle zone, però sì, la tranquillità c'è, non vedo queste grosse risse, almeno dopo dipende dagli orari che magari noi non frequentiamo forse. Bene, insomma che ci siano più controlli. Sì, assolutamente sì, questo sì, devono esserci e devono farsi vedere, che così insomma cerchiamo di essere come deterrenti, no? Con i controlli. Bene, se si evitano risse bene. Non ho parole signorina, adesso siamo tutti purtroppo esterrefatti, è sempre peggio. Quindi bene che ci siano più forze dell'ordine in giro? Purtroppo sì. Bene, direi bene. Secondo me è una cosa buona, sì. Io non sono di Jesolo, sono appena arrivato, però sono contento di questa cosa, sì. Sono assolutamente favorevole a queste zone, si cerca di contenere, diciamo, questi schiamazzi, chiamiamoli così, queste zone hanno bisogno di sorveglianza e quindi che ben vengano. Sono d'accordo, poi ogni situazione va valutata, però non ci trovo niente di strano, credo che sia per la sicurezza pubblica. Ieri abbiamo parlato della candidatura di Porto Marghera a diventare hub di stoccaggio per le terre rare. Questo progetto però a quanto pare divide i sindacati.
La realizzazione di un deposito e di un polo logistico dedicato alle terre rare nell'area di Porto Marghera, in sinergia con altre infrastrutture del nord-est, assume un valore strategico per il futuro industriale del Veneto e dell'intero paese. Così viene accolta dal segretario generale della CISL veneziana Michele Zanocco la notizia della possibile attivazione di un punto strategico di stoccaggio delle materie prime critiche nel bacino industriale veneziano all'indomani della visita del ministro Urso. Secondo l'esponente sindacale si tratterebbe di un'opportunità per trasformare l'area in un punto di riferimento europeo di innovazione tecnologica, diventando, prosegue Zanocco, un modello di sviluppo capace di dare nuove prospettive al territorio. Posizione molto più cauta e critica quella assunta invece dalla CGIL veneziana. Noi non siamo contrari a questa discussione sulle terre rare, noi vorremmo capire però quali potrebbero essere i progressi e le ricadute di questa iniziativa sul nostro territorio, sia in termini occupazionali sia in termini reddituali. Ad oggi non abbiamo informazioni di questo tipo, al di là di proclami, vorremmo capirla bene. Diventa complicato oggi accettare, rispetto a tutto ciò che sono state i progetti presentati per il rilancio di ciò che è l'area del petrochimico di Porto Marghera e le vertenze aperte con Eni sul rilancio della chimica in Italia, scoprire che si sta lavorando in maniera molto accelerata per far sì che l'area di Porto Marghera diventi un'area dove si verranno depositate delle terre rare. Credo che questo atteggiamento non garantisca nessun futuro a ciò che è un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo. La politica, Andrea Martella, sconfitto alle elezioni amministrative, chiede al neoeletto sindaco Simone Venturini e alla maggioranza che lo sostiene di affidare la presidenza del Consiglio Comunale a una figura espressione della minoranza. Sarebbe, dice Martella, un segnale forte per inaugurare il nuovo mandato nel segno della lealtà istituzionale, del rispetto reciproco e della centralità dell'assemblea elettiva della città. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza con le dichiarazioni dell'assessore uscente Michele Zuin. Dopo 2 settimane di silenzio, taglia corto, Zuin, Martella si risveglia e la prima cosa di cui sente il bisogno di parlare sono le poltrone. Ci saremmo aspettati invece un contributo sui problemi della città, sulle priorità dei veneziani o sulle proposte per il futuro. Evidentemente, conclude Zuin, anche stavolta i contenuti possono attendere. C'è stato un presidio di Libera e di CGIL stamattina in centro a Venezia, davanti a Palazzo Papadopoli. Occhi aperti sulla corruzione, CGIL Venezia in piazza con Libera davanti a Palazzo Papadopoli per ribadire quanto la corruzione mini tutta la comunità, perché va a erodere i servizi pubblici, distorce le gare d'appalto, sottrae risorse al lavoro e allo Stato sociale. Un presidio che si sta svolgendo a carattere nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che Pier Mario Fopp, referente regionale Libera, definisce anticamera delle infiltrazioni mafiose. È un fenomeno che si sta normalizzando, noi invece vorremmo che fosse contrastato in maniera efficace e chiediamo anche dal basso la partecipazione dei cittadini ad un monitoraggio attivo. Non a caso Libera ha scelto come teatro veneziano della manifestazione proprio Palazzo Papadopoli. È uno degli edifici pubblici che è nell'occhio del ciclone, nel senso che sembra ci sia stata una svendita di fatto del palazzo a un imprenditore asiatico, da una valutazione di 15 milioni di euro circa, si è passati alla vendita di 10 milioni e 800 mila euro. Probabilmente c'è un processo in corso collegato a altre vicende che riguardano l'area Pili di Porto Marghera. Una questione pesante ora in mano ai giudici, ma proprio per questo, assieme a Libera, la CGIL cittadina ha lanciato Venezia Città di Vetro, un'iniziativa di partecipazione civica che mette gli occhi dei cittadini al servizio della trasparenza, con la convinzione che la lotta alla corruzione richieda una comunità che si senta corresponsabile della qualità democratica della propria città. Continua l'opera di pulizia degli imbrattamenti dei muri di Venezia, imbrattamenti vandalici. Sono arrivati anche degli aiutanti dalla Florida. Nicola Tognon, presidente dell'associazione Masegni Nissioeti, attraversa Venezia con parte dell'attrezzatura che servirà a pulire gli imbrattamenti che deturpano i muri di Calle della Bissa. Assieme a lui altri volontari della Onlus che dal marzo del 2014 si impegna muro per muro a restituire decoro alla città.
Nel corso degli anni in tanti hanno partecipato all'opera di Masegni e Nissioeti, persino le Marie del Carnevale, e anche l'appuntamento di oggi non fa eccezione. Gli ospiti stavolta arrivano dagli Stati Uniti. Con i ragazzi di Ilaria Serra, un'amica, un'associata veneziana che insegna in una prestigiosa università a Miami, e ogni anno porta i ragazzi della sua classe qui a Venezia per circa 2 mesi e con noi dedica una giornata di pulizia. L'appuntamento con gli studenti della Florida Atlantic University è a 2 passi da Rialto, nell'affollato passaggio che da Campo San Bortolo porta a San Lio. Ogni anno veniamo a Venezia dove insegniamo la cultura veneziana, la letteratura, l'architettura, la lingua italiana per 6 settimane, ma una delle cose più importanti che facciamo è dare un segno di civiltà alla città e al mondo, pulendo i muri di Venezia insieme ai Masegni e Nissioeti. Qualche giorno fa, con un intervento di 10 ore divise in 3 sedute di lavoro, i volontari di Masegni e Nissioeti hanno ripulito anche Corte Bernardo a Dorsoduro, dove si trova la sede degli antichi mascareri, e il 20 giugno sarà messo in scena uno spettacolo teatrale. Intanto la nuova azione di pulizia a Rialto si è risolta come sempre anche in un'occasione di socialità, oltre che in una dimostrazione di spirito civico e amore per Venezia. Volevo ringraziare tutti i ragazzi della Florida, è la terza volta dal 2017 che interveniamo, ma secondo me è uno dei migliori interventi che hanno fatto. Bravissimi ragazzi e complimenti. Lo sport, il calcio, il Venezia si prepara alla stagione in Serie A, a cominciare da agosto. È stata presentata a Milano la nuova presidente del club arancio-nero-verde, che non nasconde grandi ambizioni. Dopo la meravigliosa promozione in Serie A, è buona la prima per la nuova presidente del Venezia Football Club, Francesca Bodi, che per la prima volta si è presentata ufficialmente a Milano con un incontro alla Torre Velasca davanti a tutto il mondo della comunicazione nazionale ed internazionale. Ad accompagnare in questo primo incontro la nuova presidente c'erano il general manager Filippo Antonelli, il direttore operativo Andrea Rog e la new entry Nicola Boscaro, gruppo dirigente per il quale la nuova presidente ha speso splendide parole. Thank you. Thank you very much for the time. È un onore essere qui a rappresentare Venezia, a rappresentare il club insieme a questi splendidi dirigenti che mi accompagnano, che sono il gruppo dirigenziale migliore che abbia mai conosciuto. Amo questo paese, amo Venezia, amo questo sport e sono veramente benedetta a trovarmi qua in questo ruolo e a poter rappresentare non solo il club ma anche la regione Veneto e il paese che ci ospita. Grande entusiasmo di Francesca, ambizioni ma anche massima concretezza. So, as way of background, mi sono laureata a Stanford in California e da lì sono passata direttamente a occuparmi di sport, inizialmente con il gruppo AEG di Los Angeles, che aveva sotto il suo ombrello la LA Live, i Lakers, i Kings, l'organizzazione del festival musicale di Coachella, la gestione della O2 Arena di Londra, quindi il mix tra sport, entertainment e immobiliare è sempre stata la mia specialità fin dall'inizio del mio lavoro. Altra disciplina che invece ci porta in acqua: domattina sulla spiaggia del Lido al via la 6ª edizione della Venice Open Water, gara di nuoto in acque libere che vedrà arrivare in isola partecipanti da tutta Italia. Oltre 800 partecipanti domenica ai nastri di partenza della 6ª Venice Open Water, la competizione di nuoto in acque libere organizzata a Venezia dalla società sportiva Venezia Triathlon e della Proloco del Lido di Venezia e Prenestina, grazie alla collaborazione di Venezia Spiagge, che si disputerà allo stabilimento balneare del Blue Moon al Lido di Venezia. Ci sarà in palio anche il Memory Lucia Monti, omaggio alla forte atleta muranese prematuramente scomparsa. Ci saranno partecipanti da tutta Italia, Veneto e Lombardia le regioni più rappresentate, e al Blue Moon prenderà forma per l'intera giornata un villaggio dello sport. Avremo più di 800 iscritti qui a Venezia Spiagge. La manifestazione vedrà partecipare quest'anno anche dei piccoli nuotatori, quindi promuoviamo lo sport fin dai bambini, il che è fondamentale, e anche gli special, un gruppo di nuotatori che verranno accompagnati. 3 distanze classiche, che sono gli 800 metri che partiranno alle 10:30 del mattino, i 1.800 a seguire e nel primo pomeriggio i 3.500. E poi, importantissimo per noi, la collaborazione con Tornano gli Special Olympics di Anfas Venezia.
una quindicina di nuotatori verranno a cimentarsi nelle acque qui del Lido. Abbiamo lavorato in questi mesi con l'allenatrice Giulia e con la responsabile ANFAS Giorgia Boccus. Un evento veramente emozionante, perché vedere così tanti atleti in acqua, con riprese dall'alto, con tantissimo pubblico asseppato lungo la partenza, è veramente un'emozione. Sarà veramente una grandissima festa per tutti. Il Lido avrà un evento internazionale anche in acqua. La cosiddetta nuada longa avrà le 3 distanze classiche, gli 800 metri sprint, il miglio marino a circa 1600 metri di tracciato e poi la gara più lunga sui 3500 metri, con una dedica speciale a Lucia Monti. Questa gara è dedicata alla mamma, perché il nuoto era la sua passione, che fosse in piscina, che fosse in mare. L'acqua era il suo elemento, che è una passione che poi ha trasmesso anche a me, e sono molto contenta che in questi anni siamo riusciti a ricordarla e ogni anno si riesce a rendere questa manifestazione sempre più grande, in modo tale che questo ricordo rimanga impresso. Qual è il miglior modo di passare una giornata insieme a tanti sportivi, tanti amici, e i grandi complimenti naturalmente a chi si impegna, ai volontari e alle associazioni che si impegnano nell'organizzazione. E allora un bel tuffo in acqua in vista anche dell'arrivo delle temperature estive. A proposito di meteo, vi lasciamo le previsioni subito dopo la sigla. Grazie per l'attenzione. Buona serata.